Bentornati, nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, condizioni atmosferiche che hanno portato le ultime piogge il fine settimana. Proprio domenica una forte perturbazione seguito da un fronte con downburst e squall line sul nord Italia ha portato accumuli abbondantissimi soprattutto sulle prealpi e sulle medio-alte pianure, considerevoli gli accumuli oltre 70 mm sulle prealpi, ma in tutto questo la perturbazione si sarà già allontanata e porterà degli ultimi fenomeni nella giornata di martedì, ultimi piovaschi sul versante appenninico lungo il versante adriatico, e poi questa perturbazione lascerà definitivamente l'Italia e si porterà a ridosso dei Balcani e la Grecia, come confermato dai modelli. Ci aspettavamo però un ulteriore peggioramento nella giornata di giovedì per umide correnti atlantiche che riuscissero a rompere il campo anticiclonico, questa rimonta anticiclonica che nella giornata di mercoledì è confermata da tutti quanti i centri modellistici, invece di questa saccatura che era considerata probabile negli scorsi aggiornamenti modellistici, ma non avverrà, e di conseguenza la rimonta dell'anticiclone senza questa bolla gelida esagerata appunto dai centri modellistici. Avremo un notevole rinforzo del campo anticiclonico, anche se però dalla giornata di venerdì avremo umide infiltrazioni dai quadranti nord-occidentali che porteranno un aumento della nuvolosità sui settori settentrionali, ma anche su gran parte dell'Italia avremo nuvolosità sparsa, cieli in gran parte parzialmente nuvolosi con qualche piovasco possibile sulla Liguria e lungo il versante adriatico, ma comunque nulla da considerare. Giornata di sabato che riuscirà a garantire tempo molto più soleggiato, con una notevole rimonta anticiclone che ha di origine africana, che sarà in gran parte protagonista sulla Spagna, sul Marocco, sul Portogallo. Qui avremo valori termici decisamente estivi, mentre questo campo anticiclonico non riuscirà a coinvolgere l'Italia e sarà in parte coinvolta comunque da un netto rialzo termico a partire dalla giornata di domenica, quando il campo anticiclonico probabilmente si espanderà sulle due isole maggiori e porterà un sensibile rialzo termico. Dalla giornata di mercoledì le temperature saranno ancora stazionarie, si rialzeranno lievemente sulle regioni settentrionali, si manterranno comunque su valori massimi tra i 15 e i 18 gradi in Val Padana, e poi, come notiamo, dalla giornata di venerdì ancora un rialzo termico sensibile soprattutto sulla Val Padana da sud-ovest per la rimonta di questo campo anticiclonico che sabato sarà protagonista proprio sul Marocco, dove qui le temperature saranno pienamente estive, poi sulla Spagna anche qui valori fino a 25 gradi e invece sull'Italia valori possibili in Val Padana fino a 20 gradi, specie al nord-ovest. E poi notiamo questa rimonta anticiclonica che sarà notevole invece a partire proprio da lunedì e si avvicinerà questo potente anticiclone africano verso l'Italia, toccherà la Sardegna e probabilmente anche la Sicilia, ad assistere a temperature oltre i 23 gradi, quindi valori pienamente primaverili. Subiremo un rialzo termico sensibile da inizio della prossima settimana, ma questa è una tendenza che necessita ancora molte conferme, in quanto i modelli sì sono molto concordi, ma c'è un'incertezza, un'incognita da valutare, in quanto le depressioni, come notiamo, sono al momento lontane dall'Europa, si dirigono principalmente dal nord Atlantico fino a raggiungere la Gran Bretagna, non riuscirebbero così a coinvolgere l'Italia e rimarrebbe quindi un campo anticiclonico ben solido, e di conseguenza, come notiamo, il campo anticiclonico sarebbe nettamente favorevole a stabilità atmosferica e temperature oltre la media del periodo. Ma per maggiori dettagli consultate come sempre i prossimi aggiornamenti meteo.